Le Alpi sono ricoperte da una neve come non si vedeva da anni. Il coronavirus però ha seppellito la stagione sciistica in Austria e in Italia. A Tarvisio e Kranjska Gora, località vicinissime in Italia e Slovenia, le speranze dei lavoratori del turismo travolti dalla pandemia. In Centro Europa, nei Balcani, i demografi con numeri tragici smentiscono le teorie negazioniste sul coronavirus. News 24, una televisione che trasmette da Tirana, che si ispira sia nei contenuti sia nella grafica alla nostra Rai News 24. La Slovacchia discute delle idee proposte da un giovane insegnante su come inserire i bambini rom nella scuola e affermare così la loro integrazione sociale. Lo sci agonistico è nato a Kitzbühel, si vantano quelli del posto. 8.000 abitanti nel cuore del Tirolo, il paese durante le gare di Coppa del Mondo diventa una sorta di San Siro dello sci. Non nell'inverno del Covid, però. Gli impianti continuano a girare grazie al via libera del governo del Land per tenere su lo sport nazionale, ma i numeri non sono quelli degli anni scorsi. L'anno scorso, nei giorni di punta, avevamo quasi 30.000 sciatori sulle piste. Quest'anno, quando va bene, più di 10.000. Bella differenza, no? Tutto fermo invece in Italia, da Chamonix a Sestriere, a Bormio, alla Val Gardena. Un inverno splendido sulle Dolomiti, altra mecca dello sci, quanto travagliato per l'industria bianca. L'apertura prevista era il 28 di novembre, poi siamo stati rimandati, si sperava di aprire il 7 di dicembre, rimandati ulteriormente, si sperava di aprire inizio gennaio, poi siamo andati al 18 gennaio e adesso siamo al 15 febbraio. Ma non è certo che per allora gli impianti possano riaprire. Il comprensorio di Plan de Corones fa numeri di tutto riguardo, fino a 20.000 sciatori al giorno. Considerato tutto ciò che gira intorno allo sci, dà lavoro a circa 1.000 persone, stagionali, senza stipendio da mesi. Folla in baita, scene così si sono viste solo sulle Dolomiti lo scorso gennaio. In Alto Adige chi voleva aprire poteva, pur con gli impianti chiusi. Non pochi l'hanno fatto per la gioia degli sci alpinisti, ma con grande preoccupazione dei sanitari. E infatti dal 1 febbraio alberghi, ristoranti, bar, locali, di nuovo tutto chiuso, per disposizione della giunta provinciale. In Tirolo invece hanno pensato di dar via libera agli impianti, ma di tenere chiuse baite, ristoranti e alberghi, ritenuti luoghi più pericolosi per il contagio. Un vantaggio per chi è del posto o per gli stranieri che hanno una casa propria e non hanno limitazioni nella mobilità. Capitolo ricadute sulle economie locali. A Brunico, come a Kitzbühel e in decine di località, sono pesanti perché il turista della montagna spende. Qui da noi in provincia di Bolzano, dietro ogni pernottamento ci sta un indotto diretto di 144 euro. Se moltiplichiamo 144 euro per 1,8 milioni di pernottamenti invernali solo qui da noi a Plan de Corones, si vede che si arriva a una cifra intorno ai 250 milioni di euro solo in inverno che entrano proprio come indotto qua nelle nostre zone montane. Kitzbühel annuncia per ora di tenere aperto tutto l'inverno, anche se il governo austriaco pensa a provvedimenti più severi. La società degli impianti forse ci perderà, ma noi siamo convinti che occorre far così per assicurarci il futuro. Per gli impianti in Alto Adige la prossima data possibile è il 15 febbraio. Se tutto va bene si potranno accendere i motori degli impianti sia pure con limitazioni. Le seggiovie all'aperto non sono un problema, le sciovie comunque ho il mio distanziamento, le cabinovie lì posso anche limitare la capienza di ogni singola cabina e ulteriormente dare anche dispositivi di protezione e quindi non vediamo grossi problemi proprio sugli impianti di risalita. Un'impresa trentina ha già sviluppato una nuova macchina per sanificare le cabine, interessati gli impiantisti sperando che il prossimo inverno non ce ne sia bisogno. Lo scenario che si presenta sulle piste del Friuli Venezia Giulia è da sogno, tanta neve ben preparata e pochissimi sciatori. I poli da Sappada a Tarvisio nell'inverno del Covid sono aperti da metà dicembre esclusivamente per gli agonisti di rilevanza nazionale in accordo con la Federazione Sport Invernali. Noi abbiamo circa 1 migliaio di agonisti il sabato e la domenica di questi weekend che si allenano sulle nostre piste.
Abbiamo anche l'onore di ospitare spesso squadre internazionali di sci che si preparano alle varie gare. Qui si sono allenate anche le nazionali femminili e maschili croata, americana e canadese, portando ossigeno agli alberghi altrimenti vuoti. Tuttavia i numeri non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli delle stagioni passate, quando i 6 poli avevano circa 12 milioni di euro di fatturato proveniente per circa l'80% dagli sciatori regionali. Più internazionale il Monte Lussari, che dista una decina di chilometri dall'Austria e dalla Slovenia. Prima che il virus abbassasse la sbarra dei confini, la cima con il santuario, risalente al XIV secolo, era considerata anche per l'offerta enogastronomica, oltre che per il panorama, una validissima alternativa giornaliera ai poli dei 2 paesi confinanti. E la meta di pellegrinaggio si sta rivelando salvifica anche per i gestori dei locali. È raggiungibile a piedi e con le ciaspole lungo la Via Crucis. Abbiamo lavorato lo stesso qualcosina, si veniva su a fare le manutenzioni del locale, a sparare la neve, insomma a pulire un po' per la gente. Qualcuno che arrivava su a piedi o con le ciaspe o con le pelli, insomma un fricco, una salsiccia, una pasta, un tè, si trovava sempre. Promoturismo, per avere il controllo dei flussi, ha sviluppato un algoritmo che si rivelerà utilissimo anche nei prossimi mesi. Noi abbiamo potuto lavorare dall'estate scorsa su dei nuovi sistemi di lettura degli ski pass, ma anche di controllo dei flussi. Questo ci ha consentito di sperimentare già su Lussari delle salite dei pedoni contingentate. La tecnica di controllo dei flussi la applicheremo anche per le riaperture e quindi saremo in grado di controllare quante persone sciano sullo Zoncolano o a Sappada o sul Tarvisiano. Kranjska Gora, la località slovena che ogni appassionato di sci conosce per lo slalom di Coppa del Mondo e per i trampolini di Planica, ha aperto solo da qualche settimana alcuni impianti. Il quadro pandemico in Slovenia è stato molto pesante e da fine ottobre l'intero paese ha vissuto con misure paragonabili alle nostre zone rosse. E così la località montana per eccellenza della Slovenia deve accontentarsi esclusivamente degli sciatori residenti nella regione. In condizioni normali, con tanta neve, a Kranjska Gora in questo periodo sarebbe difficile trovare un singolo letto. Oltre ad essere una destinazione amata da croati e serbi, è apprezzata dagli ungheresi, austriaci, italiani e accoglievamo pullman interi di sciatori dal Regno Unito. Kranjska Gora non era così vuota neanche durante la guerra di dissoluzione della Jugoslavia. Allora avevamo almeno i turisti sloveni, ora si riempie solo i fine settimana con i residenti dei comuni limitrofi. Si può accedere agli impianti di risalita solo con il test rapido negativo fatto in giornata presso un istituto autorizzato. Costo 23 euro che si aggiungono al prezzo dello ski pass giornaliero e così i residenti optano per i 40 km di piste di fondo disponibili. Zona rossa anche per le strutture ricettive aperte solo per chi è in viaggio e per lavoro, quindi staff e squadre delle gare di Coppa del Mondo, di sci e del salto ed altri eventi. Covid, una bugia, una fake news, una semplice influenza. Anche nell'Europa orientale, da Trieste fino a Vladivostok, durante la pandemia, i negazionisti sono molti e molto chiassosi. Purtroppo sono smentiti dai numeri. I demografi a fine anno hanno iniziato a produrre numeri confronti tra quanto successo nel 2020, da marzo, dall'inizio della pandemia, fino alla fine dell'anno. Paesi dell'Europa orientale che nella primavera scorsa hanno schivato la prima ondata, ma che poi in autunno e inverno sono stati travolti dalla seconda e dalla terza. Nell'Europa dell'Est le nazioni con più decessi totali dall'inizio dell'epidemia sono la Polonia con 35.363 morti, l'Ucraina con più di 21.000, la Romania con circa 17.000, la Repubblica Ceca con 16.000 e l'Ungheria con 12.000 morti. La Slovenia rimane il paese della regione con il più alto rapporto tra decessi in rapporto alla popolazione, 171 per 100.000 abitanti.
In Italia questo indice è di 141 decessi su 100.000 abitanti. Peggio di noi la Repubblica Ceca con 144, in Bosnia ed Erzegovina 139, in Macedonia del Nord 133, in Bulgaria 127, in Ungheria 124 e in Montenegro 122, mentre il tasso più basso è quello della Bielorussia con solo 17 morti su 100.000 abitanti. Nella vicina Croazia l'ufficio statistico statale ha fornito numeri impietosi. A causa del coronavirus il 2020 è stato l'anno dal 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la più alta mortalità, il 14 per 1000. In un paese di circa 4 milioni di abitanti, da marzo a dicembre il numero dei morti è aumentato del 13,2% in più che nello stesso periodo del 2019. I medici affermano che molte di queste persone sono morte a causa del Covid, ma moltissime anche per le patologie che a causa della pandemia le strutture sanitarie non sono riuscite a prevenire o curare. In dicembre ci sono stati più morti che non nel dicembre del 1991, quando in Croazia infuriava la guerra. Ci sono però anche notizie più positive. Le clausure sanitarie iniziano a dare i primi risultati. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in gennaio in tutta l'Europa centrale e orientale sono in calo sia i contagi sia i morti da coronavirus. Nella terza settimana di gennaio i casi sono diminuiti di quasi il 18%, i decessi del 7,7%. Malgrado le difficoltà comuni a tutti i paesi, procedono anche le campagne di vaccinazione. A primeggiare è la Serbia, che ha deciso di vaccinare i propri cittadini sia con i vaccini occidentali, sia con quello cinese e lo Sputnik russo. La Serbia, con 4,5 persone ogni 100, è al momento terza in Europa per dosi di vaccino contro il Covid, preceduta solo da Regno Unito, 10,7, e da Malta, 4,8. Buoni i risultati della campagna vaccinale in Slovenia con 2,77 dosi per 100 persone, in Romania 2,75, in Lituania 2,57, in Germania 2,29, la Repubblica Ceca con 2,08 e l'Austria con 2,06. Fiocco rosa, ma forse azzurro, nello zoo di Riga. Un cucciolo di foca, 2 giorni dopo la nascita, ha esplorato per la prima volta il bordo della piscina. Il cucciolo è il terzo di una coppia di foche grigie, Puica e Crista. I veterinari non si sono ancora avvicinati al cucciolo, per cui ancora non sappiamo se si tratti di una femmina o di un maschio. La foca grigia è la specie di foca più comune e anche la più grande che si trova nel Mar Baltico. Përshëndetje për gjithë zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në edicionin informativ këtu në News 24. Përshëndetje ndër të tjera do të ndiqni. Antenne puntate in direzione dell'Italia, andando oltre allo sguardo tradizionalmente orientato verso il nostro paese. L'Albania sceglie ancora una volta un modello tricolore anche sul terreno dell'informazione. Sono tante, infatti, a partire dal nome, le affinità tra l'all news del nostro servizio pubblico e una delle testate televisive più seguite nel paese delle Aquile. L'avvio della programmazione, del resto, si deve a un italiano. News 24 ka lindur si një ide e gazetarit Carlo Bollino. L'idea di dare vita a News 24 nei primi anni del 2000 è stata proprio di un giornalista pugliese, Carlo Bollino, già alla guida della Gazzetta del Mezzogiorno e protagonista del rilancio della Gazzetta Shqiptare qui in Albania. Al di là del fatto che a dare il là a News 24 sia stato un italiano, le ragioni di queste somiglianze con la testata Rai dedicata all'informazione H24 sono presto dette. Noi siamo un po' filo italiani, diciamo, noi lo stereotipo italiano è sempre parte di noi, per cui cerchiamo sempre di copiare, speriamo in bene.
Esperti italiani shkuan sot në Puk, në vendin ku dojgjë makina e bashkombësit të tyre Davide Pecorelli. Redazione a Tirana, un piccolo studio a Durazzo e corrispondenti in tutte le principali città dell'Albania, da Valona a Scutari, da Berat ad Argirocastro. News 24 può contare su un centinaio di professionalità tra giornalisti e tecnici. A tenere banco nelle edizioni dei TG e non solo. Non può sorprendere l'emergenza sanitaria con i suoi effetti sociali ed economici. Da marzo scorso larga parte della nostra programmazione, era inevitabile, è dedicata al Covid, con ampi spazi nei notiziari e con approfondimenti ad hoc, dando voce agli esperti e al dibattito politico sulla pandemia. Dopo un lieve calo dell'eco sul tema in estate, siamo tornati a parlarne ampiamente dall'autunno con l'aumento dei contagi. Ma c'è un tema da cui non si può prescindere, anche perché si avvicina un appuntamento cruciale per il Paese. Oltre al Covid, la politica, la situazione politica, che anche questo, come in tutto il mondo, anche in Albania è un punto un po' da vedere. Noi il 25 aprile abbiamo le elezioni parlamentari, per cui è un punto di forza, insomma, su questo andiamo più forte. Servizi e focus su tutti i contendenti e le forze in campo, dalla maggioranza socialista del primo ministro Edi Rama alle opposizioni trainate dal Partito Democratico di Lulzim Basha, senza dimenticare il tema della ricostruzione a seguito del terremoto del novembre 2019. Interi insediamenti messi in quarantena, separati con un nastro dal resto del mondo, controllati dall'esercito e dalle forze dell'ordine. In Slovacchia la pandemia ha ricordato ancora una volta al paese, se ce ne fosse stato bisogno, le condizioni in cui vive la maggior parte dei Rom. Con lo scoppio dell'emergenza in primavera 5 paesi sono stati isolati d'imperio. Per tutelare la popolazione, hanno detto le autorità, che hanno affidato a un'agenzia del Ministero il monitoraggio di 450.000 persone in 160 località. Non voglio giudicare, forse si poteva gestire in modo meno restrittivo, ma non voglio giudicare. È stato valutato che in queste comunità segregate c'era il potenziale per una maggiore diffusione del virus, c'erano dei fattori di rischio, ma se guardiamo il tasso di infezione da Covid-19 è stato più o meno lo stesso del resto della popolazione. L'agenzia, nata come ONG, cerca di diffondere le buone pratiche sanitarie tra i Rom, che, spiegano, hanno un'aspettativa di vita di 8 anni più bassa della media nazionale, una mortalità infantile 3 volte più alta. La quarantena forzata è stata annullata anche dopo le proteste delle organizzazioni per i diritti umani. Riteniamo che ogni misura rivolta esplicitamente a intere comunità, senza evidenza che rappresentino un pericolo per la salute pubblica, sia arbitraria e irragionevole e un ulteriore elemento della discriminazione e dello stigma già largamente presenti in Slovacchia. Eppure negli stessi mesi è arrivata sugli scaffali delle librerie una storia che ha mostrato come un altro approccio sia possibile. Ce la facciamo raccontare dal suo autore, Juraj Čokina. Ho insegnato in un piccolo paese vicino Košice, la seconda città della Slovacchia. Avevo soprattutto studenti rom. Facevo geografia, inglese, educazione civica, biologia. Non ho studiato pedagogia, insegnavo quello che serviva. È stata un'esperienza intensa, ho imparato molto sulle comunità. Sapevo che i pregiudizi che abbiamo sono sbagliati, ma quando hai la possibilità di vedere con i tuoi occhi è diverso. Juraj è uno dei tanti docenti del progetto Teach for Slovakia, che per un biennio manda giovani laureati nelle cattedre del paese anche senza una formazione specifica. Insegnare è difficile se non sei in grado o non vuoi creare una relazione con i tuoi studenti e le loro famiglie, ma quando lo fai, quando trovi una tua strada, capisci che è veramente possibile. Il titolo del libro, diventato un bestseller, è traducibile con "Dov'è il tuo margine?". Un gioco di parole è quello che dicono i maestri ai ragazzi che non lasciano uno spazio per le correzioni sul foglio, ma anche un riferimento alla distanza che ognuno mette tra sé e le comunità rom.
Al racconto si alternano dati e analisi di un sistema ancora discriminatorio. Molti di questi giovani, ad esempio, una volta bocciati non possono ottenere un diploma e quindi andare all'università. Juraj ora lavora al Ministero dell'Istruzione, si occupa di politiche educative. Dice che c'è ancora molto da cambiare nel modo in cui vengono formati i docenti. Ma ho sempre questa idea sullo sfondo di tornare a insegnare, anche se vorrei andarci più preparato, perché fino ad ora è stato il lavoro più soddisfacente della mia vita e non credo ce ne sia un altro che potrebbe superarlo. Any other job or profession that could top it.